Il Black Friday per i padovani è stata un'occasione per comprare merci in saldo, ma il 71% ha dichiarato di non aver approfittato di questo fine settimana di sconti per comprare i regali di Natale. A dirlo un sondaggio di Confesercenti Veneto Centrale che ha intervistato un campione di 300 persone. Da qualche anno il Black Friday è diventato di moda anche in Italia e a Padova quest'anno sono aumentati i negozi che hanno aderito all'iniziativa. La sfida col web non viene ancora vinta, ma c'è un problema soprattutto come dire, disparità fiscale, disparità amministrativa, disparità delle leggi. Cioè il vero problema è che, l'acquisto via web ha un sistema, totalmente diverso da un punto di vista, fiscale. Quello che emerge sicuramente le attività che hanno aderito, hanno indubbiamente, segnato un aumento dei ricavi e questo però non è quello che è atteso. Dunque solo il 9% dei padovani ha acquistato regali con il Black Friday, il resto ci penserà a dicembre. Il 60% non spenderà in media più di 50 euro a dono e quasi il 30% si dichiara ancora indeciso o preferisce non rispondere. Il budget destinato alle spese natalizie non aumenterà per il 72,4% del campione. La gran parte sceglierà un regalo utile, di qualità e possibilmente economico. La preoccupazione del caro bollette, la preoccupazione del caro riscaldamento. Noi ancora oggi non abbiamo una percezione chiara dei costi del riscaldamento perché fino a pochi giorni fa il clima era clemente, però, come dire, la sensibilità rimane verso detto questo, anche se sul web non c'è stato un grande orientamento per l'acquisto natalizio, la stragrande maggioranza degli intervistati ha dichiarato che comprerà il regalo nel negozio di vicinato